un incontro con i lavoratori dell'APS. Come è andato questo incontro? Beh, è sempre utile il confronto, restano tutti i problemi sul tappeto, come dire, la fusione si deve fare o non si deve fare, credo che il problema sia di capire chi è che deve beneficiare di questa fusione. Io credo che prima di tutto si debba ragionare rispetto all'utenza, come dire, io non credo a un sindacato corporativo, credo che noi dobbiamo ragionare rispetto alle esigenze sì dei lavoratori, è giusto, ma soprattutto dei milioni di padovani e rovigoti che hanno bisogno di un servizio unico integrato, tariffa unica e biglietto unico e titolo unico di viaggio, come dire, è impensabile che oggi un cittadino non possa salire su un bus blu perché ha il biglietto per il bus arancione, quindi il nostro problema è bacino integrato unico, bisogna pensare in grande, come dire, abbiamo bisogno di un'azienda che sia in grado di competere a livello europeo, come è giusto che sia, e abbiamo al tempo stesso bisogno di garantire una qualità migliore di servizio per l'utenza. Al tempo stesso è evidente che una mobilità moderna in una città come Padova implica e comporta una mobilità integrata, come dire, parcheggi e mobilità vanno messi assieme, altrimenti è difficile poter avere una politica integrata funzionale al miglioramento della qualità dell'aria. Questi sono i problemi che con cui ci siamo confrontati e abbiamo dato precise garanzie ai lavoratori. Andrà rispettato comunque, quale che sia lo scenario, l'accordo integrativo del 18 marzo che prevede che siano garantite tutte le tutele. Questo è importante, ma a me stanno a cuore non solo i lavoratori, ma stanno a cuore soprattutto i cittadini che ogni giorno usano il bus per muoversi nello spazio urbano e provinciale.